La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Gentili ascoltatori, care ascoltatrici, buongiorno, buon risveglio da Sammy Varin. Sì, oggi ci sono io a occuparmi di rassegna stampa, insieme fino alle 9:30 per fare il punto della situazione, notizie attraverso i quotidiani del mattino. Oggi giovedì 19 settembre 2024 avremo come ogni giorno l'opportunità di commentare insieme a voi i fatti del giorno. A partire dalle 8:30 apriremo le linee allo 0292947222 e ai vostri messaggi al 340 67 09 659. Salutiamo Davide in regia, ma soprattutto salutiamo gli amici che stanno accendendo Radio Libertà anche in televisione, perché siamo visibili per chi ha lo smart TV sul canale 252 del televisore. Salutiamo anche chi si trova in macchina e ricordiamo che Radio Libertà si ascolta in tutta Italia nella vostra autoradio, scegliendo la banda DAB dell'autoradio e cercando Radio Libertà. Siamo tutti in ordine alfabetico. Buongiorno a chi ci sbircia sul sito radiolibertà.net e a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci ascolta persino in metropolitana. Partiamo con i titoli? No, direi di no. Partiamo prima con i siti internet, perché purtroppo siamo ancora alle prese con il maltempo. L'apertura del Corriere, ad esempio, è questa: inondazioni in Emilia-Romagna, oltre 1.000 sfollati, Faenza e Castel Bolognese sott'acqua, frane a Bologna. Allora, c'è da dire, per fortuna, questa volta non ci sono state vittime e questa è la notizia che nessuno scrive, ma la cosa è assolutamente certa: non ci sono state vittime e pare che il peggio sia effettivamente passato, quindi ce l'abbiamo fatta, per dirla con un brutto termine, abbiamo sfangato anche questa volta. Sì, però basta. Non è più possibile andare avanti in questa maniera. Chi ci sta guardando in radiovisione, state vedendo le immagini riprese dal drone di Modigliana, dove proprio l'altra settimana c'è stato un evento con la Lega. Ancora una volta il fiume ha invaso la città. Non sono servite le paratie di cemento armato improvvisate all'ultimo momento e con i blocchi di cemento armato, non è servito assolutamente nulla. Chiaro, non è il momento delle polemiche, ma tutti ci chiediamo, visto che l'ultimo allagamento, l'ultima inondazione data poco più di un anno fa, ci chiediamo nel frattempo cosa si sia fatto a Modigliana, a Faenza e nelle altre zone che sono rimaste ancora una volta allagate. Staremo a vedere. Intanto però ci tuffiamo nella carta stampata e vediamo l'apertura del Corriere della Sera di quest'oggi. Altri scoppi, Polveriera, Libano, dopo i cercapersone esplodono i walkie-talkie, almeno 20 morti, Hezbollah, vendetta. Abbiamo visto ieri, ridendo e scherzando, cercando di sdrammatizzare il problema, è una guerra, ma oggi ci si chiede: ma queste cose possono essere utilizzate in una guerra? Far esplodere i cercapersone, far esplodere i walkie-talkie, ma
soprattutto provocando, oltre chiaramente alle morti dei miliziani, che per noi sono terroristi, anche problematiche intorno, perché chiunque sia intorno a quell'esplosione rimane gravemente ferito. Questa cosa è possibile in guerra? Punto di domanda, e parrebbe di no. L'Iran, Israele pagherà. IDF sposta le truppe da sud, Blinken, Stati Uniti non coinvolti, la condanna di Mosca e Ankara. Dopo quelle del cercapersone, ieri nuove esplosioni in tutto il Libano. Questa volta a scoppiare sono stati walkie-talkie usati da Hezbollah. Il bilancio parla di 14 morti e circa 500 feriti. Dietro l'azione c'è sempre l'ombra dei servizi segreti israeliani, capaci di sorprendere ancora Hezbollah, che giura vendetta, sarà sanguinosa, mentre Gallant parla di nuova fase del conflitto. L'IDF sposta le truppe verso nord, li usa noi non coinvolti, la condanna di Mosca e Ankara. Siamo sulla prima pagina del Corriere, il neocommissario vede Gentiloni che non porta bene, ma d'altronde è il commissario uscente. Unione Europea, il metodo Ursula, i primi passi di Fitto. Ursula von der Leyen non ha perso tempo e dopo l'annuncio a Strasburgo della sua nuova squadra, la Presidente della Commissione Europea ha convocato ieri a Bruxelles tutti i commissari designati. Il Parlamento attende l'organigramma preciso per stabilire poi chi assegnare alle diverse commissioni. Von der Leyen ha parlato di strutture più snelle, più interattive e interconnesse, i primi passi di Fitto che ha visto Gentiloni. Di spalla l'assemblea, Draghi a Palazzo Chigi, anche qui signori, questo Draghi uno si dice ma com'è possibile? Entra da una parte, esce dall'altra, appare qui, appare là. Come mai tutte queste apparizioni e sparizioni di Draghi? E c'è infatti la vignetta di Giannelli con Draghi seduto in compagnia della Meloni e la Meloni che dice per favore potrebbe farmi riavere una copia della sua agenda? Ce l'avevo ma non mi ricordo più dove l'ho cacciata. Tan, da, da, da. Ambiente PIL, Meloni, l'asse con gli industriali, l'intervento all'Assemblea degli Industriali con la promessa di correggere il Green Deal, magari con il rinvio dello stop ai motori diesel e benzina, e poi Meloni ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi. Tra le notizie in primo piano sul Corriere, Fed mossa a sorpresa, i tassi giù dello 0,50%, il primo taglio dal 2020 e sono segnali importanti, forse è ora che qui in Europa ci svegliamo un attimino e tagliamo un po' di più. Questi i principali titoli del Corriere, dove non manca naturalmente l'addio a Schillaci, quello sguardo spiritato che non dimenticheremo mai. Addio a Schillaci, bomber azzurro delle notti magiche. Era malato da tempo, Baggio, io e te, fratelli, per sempre. Lasciamo il Corriere, anche se all'interno vi segnalo subito che si parla di autonomia e castrazione e mi piace moltissimo questo argomento. Si parla di ghigliottina leghista, invece su Repubblica, e state già immaginando di cosa sto parlando, ci sono delle novità nel decreto sicurezza, novità che piacciono molto a noi leghisti celoduristi, ma che piacciono in generale a chi non ne può più di questa voglia di non rispettare le leggi, ognuno fa quello che gli pare e soprattutto andiamo avanti con furti, violenze e violentatori che arrivano a uccidere le loro vittime. La Repubblica apre comunque con Libano sull'orlo della guerra, nuovi attacchi agli Hezbollah, esplosioni sincronizzate di walkie-talkie, pannelli solari, anche i pannelli solari esplodono, signori, attenti a dove li comprate.
e televisori, anche TV esplodono. Questo fin dai tempi, mi ricordo che la Mivar andava per una vita, quando non andava più esplodeva. Oh, scherzo. Causano 20 morti e 500 feriti. In 2 giorni più di 4.000 persone colpite. I miliziani, la vendetta sarà sanguinosa, Israele schiera truppe al confine nord. Droni ucraini distruggono il più grande deposito di armi di Putin. Di spalla anche qui, Meloni attacca il Green Deal, disgelo con Draghi, che è una notizia che sono certo vi piacerà. Sicuramente potete già iniziare, se volete, cari ascoltatori, a inviare i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Come mai questo Draghi fa tutte queste apparizioni, sparizioni in luoghi molto importanti, C'è da pensare male, punto di domanda. Ora, non dico che si sia incontrato con Marina Berlusconi, però, insomma, lo dico. Nuova legge, dai sit-in alla cannabis light, signori. Siamo in centro pagina su Repubblica. Attenzione, attenzione. Sicurezza stretta sui diritti. Torna la castrazione chimica, stretta sui diritti, scrive Repubblica. E quando mai? 24 tra nuovi reati e aggravanti e rispunta la castrazione chimica. Dopo quasi un anno il disegno di legge sicurezza è stato approvato dall'Aula della Camera con 162 voti a favore, 91 contrari e 3 astenuti e adesso passa all'esame del Senato. Il pugno duro è sui danneggiamenti e infrastrutture contro i notav fino a 27 anni di reclusione, ma anche la resistenza pubblica ufficiale prevede ora fino a 16 anni. Sicuramente intendeva questa, sui diritti, la stretta sui diritti. Non avete più il diritto di spaccare la faccia ai poliziotti. Ma dai! Sulla castrazione, una commissione potrà valutare la possibilità per i condannati per violenza sessuale di aderire con il consenso a percorsi di assistenza anche con eventuale trattamento di blocco androgenico, signori. Sì, punizioni corporali, stanno già urlando gli amici di sinistra, mentre se fossero un po' acculturati, come dicono di essere, saprebbero bene che la castrazione chimica utilizzata negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, non prevede certamente la castrazione corporale, ma solo la somministrazione di appositi liquidi che fanno sì che tu non abbia più quell'impeto, ma bisogna spiegarglielo più volte. Ghigliottina leghista, infatti, e dopo ci facciamo 4 salti di gioia, con Michele Serra che dice: chi si rivede? La castrazione chimica fu un vero e proprio pallino del Calderoli, che la imboccava ogni 5 minuti, di qualunque argomento parlasse a un bel momento, come un'interpunzione, proponeva la castrazione chimica. Bravo, bravo Michele Serra, bravo, ci strappa un sorriso ancora una volta e naturalmente un bel vaffa. In centro pagina il ragazzo del sud che salì in vetta a Dio Totò, eroe di notti magiche. E direi che non c'è altro sul nostro giornale Repubblica e quindi per la prima pagina ci trasferiamo molto volentieri sulla consorella La Stampa. Vediamo un po' di titolazione diversa? No! L'Iran, attacchi in Libano, Israele pagherà. Dopo i cercapersone esplodono anche i pannelli solari, vertice di emergenza a Parigi, escalation più vicina, lo dicono da mesi e mesi. Di spalla, l'inchiesta di Perugia, Crosetto, spionaggio grave come la P2, se Giorgia non si fida, pronto a lasciare. Come previsto il caso Crosetto tra inquietanti dossieraggi e fibrillazioni negli apparati è troppo clamoroso perché il Copasir non se ne occupi. Il ministro stesso annuncia di essere pronto, Crosetto è arrabbiatissimo, alcuni parlamentari PD hanno chiesto a Meloni di riferire in Parlamento su una presunta spaccatura nel governo. In centropagina, Meloni imprese, stop al Green Deal. Il presidente di Confindustria Orsini, il taglio delle emissioni mette a rischio l'industria, l'Europa cambi le regole. La Premier vede Draghi, chiesto l'appoggio sulla proroga della transizione ecologica e del PNRR. Voi dite che Draghi ci aiuterà?
Che domande, Sammy Varin, che domande fai a quest'ora del mattino? Ci spostiamo certamente in un altro quotidiano, vediamo altre prime pagine che ci possono interessare, ad esempio quella del quotidiano Libero. Libero apre con, l'abbiamo letto ieri pomeriggio appena battuto dalle agenzie, il messaggio di Marina Berlusconi. Marina Berlusconi scrive a Repubblica: la cavaliera alla carica, non tollererò più falsità sul mio conto, con il Premier e con Tajani nessun attrito, è finita la lunga estate delle balle, almeno così scrive Libero. Chiaro che qualche dubbiettino su Marina Berlusconi, noi che non siamo di Forza Italia ce l'abbiamo, ma ce lo teniamo pure. Di spalla Daniele Capezzone: esplodono i walkie-talkie, quelli che soffrono perché Israele umilia i terroristi. E ce ne sono, ce ne sono che soffrono per questo, poveri terroristi, in quanti in 500 sono diventati ciechi e capite che insomma per un terrorista diventare cieco è la fine del suo lavoro. Che cavolo combinerà mai nella sua vita un terrorista cieco con il cane? Si farà trascinare dal cane, andrà in giro. Cosa vuoi che faccia? Si scherza naturalmente, con tutto rispetto per chi purtroppo la vista non ce l'ha, però insomma. Il patto tra Meloni e Confindustria, riscriviamo il piano verde europeo. Dopo il premier britannico Starmer, che ha appoggiato con vigore la linea del governo sui migranti nel nome del pragmatismo, la sinistra deve prepararsi a un altro shock, già perché a mettere nel cassetto pregiudizi e ideologia, dando una scossa agli industriali e al paese, è arrivato pure Emanuele Orsini, che in effetti, insomma, è stato molto d'accordo con la Meloni su vari argomenti. Il ministro stia sereno, scrive Arturo Bandini sul Libero, per i magistrati Salvini non può neanche difendersi. Matteo, stai sereno, non c'è alcuna volontà della magistratura di imporre una linea politica al governo, bisogna attendere la sentenza senza gridare allo scandalo, l'eversione a una magistratura che esonda dai suoi confini. Invito il ministro a una maggiore serenità. Ma te stai sereno. Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ottimo professionista, spirito dialogante, persona da bene, ma quando sulle frequenze del giornale radio all'attimo fuggente di Telese a Guida Bardi così consiglia Matteo Salvini, lo stato d'animo più consono da tenersi nel processo Open Arms, insomma, è puntini puntini. Insomma, che facciamo? Dobbiamo far finta di niente? Non stiamo facendo finta di niente, infatti chi ci sta guardando in radiovisione vede le novità, ogni giorno compaiono giganteschi striscioni in giro per l'Italia che espongono Matteo Salvini a un grandissimo affetto, il nostro affetto, l'affetto dei leghisti storici, l'affetto di chi semplicemente è d'accordo con la politica portata avanti dalla Lega e dal centro in questi decenni. E in questo momento è importante esprimere il proprio parere perché qualcuno, ancora una volta, ci vuole zittire. Il quotidiano La Verità: parte la commissione d'inchiesta e subito ci sono sorprese. Covid, ora Conte confessa. Come ben sapete, La Verità è uno dei pochi quotidiani che ogni giorno ha un titolo riservato a voi Novax. Chiaramente leggendolo a noi ci bloccano ogni giorno su YouTube, ma ormai ci siamo abituati. L'ex premier si infiltra all'ultimo nell'organismo parlamentare e denigra. Poi però si lascia sfuggire una verità: non dobbiamo trovarci ancora una volta impreparati. Ma non diceva di essere preparatissimo e che il mondo ci imitava? Ci sarà da divertirsi. Questo è il titolo principale del quotidiano La Verità, ma subito sotto anche Marina Berlusconi si è stufata delle balle di Repubblica. E poi altri apparecchi esplosi, Hezbollah nel caos. Dopo i cercapersone, la volta di walkie-talkie e radio, di nuovo morti e feriti. Minaccia Israele, i cui servizi segreti sarebbero riusciti a trasformare le batterie a litio in bombe attraverso l'invio multiplo di messaggi. Chiaramente siamo tutti qui a guardarci il telefonino, i pannelli solari, il televisore, perché
se fosse davvero possibile una cosa del genere, senza installare congegni particolari in ogni telefono, siamo tutti a rischio? Dopo l'esplosione dei cercapersone e walkie-talkie, l'attacco israeliano di ieri ha causato 14 morti, 450 feriti tra gli Hezbollah che partecipavano ai funerali dei miliziani uccisi martedì. Dietro l'operazione ci sarebbe la capacità di intervenire sulla messaggistica di rete degli apparecchi, causando il riscaldamento e l'esplosione delle batterie al litio. Quindi la novità è che non avrebbero sostituito nessun componente, ma che addirittura attraverso la messaggistica di rete si surriscalda la batteria che poi esplode. Va bene. Sulla Verità, l'intervista a Massimiliano Romeo, il capogruppo al Senato della Lega. La Lamorgese fece come Salvini, ma nessuno l'ha mai indagata. E questo potrebbe essere un articolo, votatelo se volete che ve lo legga tra pochi secondi, votatelo al 340-6709-659, potrebbe essere una delle varinate che poi inseriremo sul sito radiolibertà.net. Lo sapete, oltre che essere una radio, una televisione, siamo anche un sito internet di controinformazione potentissima. Potremmo inserire questa notizia tra le varinate del giorno e quindi tra le notizie che vogliamo che assolutamente vengano lette. Massimiliano Romeo, un po' tutti in queste settimane ci chiediamo, ma come? Adesso Matteo Salvini indagato e lo potrebbero addirittura mandare in prigione, ma perché la Lamorgese, che fece la stessa cosa, non l'ha cagata assolutamente nessuno? È poverina e si sentirà anche esclusa. Tra pochissimo leggiamo, certamente, c'è anche l'intervista di Maddalena Loi all'interno della Verità di quest'oggi ad Elena Ugolini, candidata del centrodestra in Emilia-Romagna. Così si libera l'Emilia-Romagna dal giogo del sistema rosso. Case occupate, la nuova legge rischia l'autogol, inasprisce le pene per il reato ma non tutela di più i proprietari, anzi la nuova legge che dovrebbe colpire più duramente le occupazioni abusive di case potrebbe rivelarsi un boomerang per i proprietari. Certo, da una parte prevede pene più severe, ma le lungaggini giudiziarie che introduce le previste scappatoie per i delinquenti la rendono uno strumento poco utile. Meglio sarebbe utilizzare per davvero le leggi che sono già in vigore. E insomma, l'abbiamo appena portato avanti, passata la Camera il decreto sicurezza, già non va bene? Staremo a vedere. Intanto però, allora dai, stanno arrivando i vostri voti, più che volentieri. Entriamo subito all'interno del quotidiano La Verità per cercare l'argomento da voi richiesto. Intanto a pagina 2, pronti via, la commissione insediata, l'Aventino spacca il campo largo. Naturalmente si parla di commissione Covid, bimbi rincorsi ancora con le siringhe, a Giuseppi è scappata la verità, ci siamo trovati impreparati, insomma se siete Novax o aspiranti Novax non potete mancare oggi all'acquisto del quotidiano La Verità. Il governo prova a evitare il rimpasto per il dopofitto, spacchettamento in vista, e poi l'ultima giravolta della sinistra è un voto su Ursula, non su di lui. Chiaramente stiamo cercando di capire se Fitto piace oppure no alla sinistra e ai 5 Stelle. Lo voteranno? Non lo voteranno? Sarebbe il colmo che votassero contro un rappresentante così importante dell'Italia in Unione Europea, ma siamo ormai pronti a tutto. Ursula ha vinto rinnegando se stessa, e poi a pagina 8 l'Unione Etica vuole lo stop del fumo all'aperto per tutti i paesi. I costruttori di auto in allarme, a rischio 8 stabilimenti in Europa. Linea dura dell'Olanda con Bruxelles, chiede la deroga sull'immigrazione, e poi nuovamente bloccata in porto la Mare Ionio, fino a pagina 11, quando per lotta all'invasione c'è l'intervista a Massimiliano Romeo. Strano, nessuno ha indagato la Lamorgese. Questa è davvero una grande
Varinata, una notizia che piace a Sammy Varin e sono sicuro a molti di voi. Già, il capogruppo leghista al Senato dice: anche la Lamorgese bloccò i migranti a bordo delle navi, i più a lungo. Il Movimento 5 Stelle firmò il divieto di avvicinamento per Open Arms. Ora ha cambiato linea. Renzi, garantista solo con gli amici. In Europa la sinistra al governo sta aprendo gli occhi. Francesco Borgonovo intervista Massimiliano Romeo. È un processo politico perché è stata una maggioranza politica a mandare sotto processo Matteo Salvini sul caso Open Arms. Era il 30 luglio 2020 e il Senato votò con una maggioranza composta da sinistra, 5 Stelle e renziani, con 149 voti a favore e 141 contrari. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, più che sulla magistratura, appunto il dito contro gli avversari e qualche ex alleato, i pentastellati con cui la Lega condivise il primo governo Conte. Il Movimento 5 Stelle, visto che era cambiata la maggioranza, cambiò completamente la linea, insiste Romeo. Ebbe un atteggiamento diverso sul caso della nave Diciotti. Lì mise in evidenza che c'era un indirizzo comune del governo. Quanto a Renzi, è caduto in una tentazione tutta italiana. Lui si è fatto tante volte paladino del garantismo, ma è molto italiano fare i garantisti con gli amici e giustizialisti con gli avversari. Insomma, un colpo basso di ex alleati e avversari? Sì. Credo che si sia caduti nella tentazione di sconfiggere l'avversario nell'aula giudiziaria invece che sul piano delle idee. I 5 Stelle però sostengono che il caso Open Arms sia diverso, che lì l'indirizzo comune del governo non ci fosse. No, non è assolutamente vero, perché il famoso decreto con cui si stabiliva il divieto di avvicinamento alle coste italiane della Open Arms fu firmato da tutti, il Presidente del Consiglio, i ministri, era una scelta condivisa. Ripeto, il decreto interministeriale interdittivo del 1° di agosto fu firmato anche dai ministri Trenta e Toninelli. In realtà sembra che questa linea chiusurista, se mi passa il termine, scrive il giornalista, sia stata condivisa in seguito anche da altri governi e ministri. Con Luciana Lamorgese le navi ONG rimasero bloccate nei porti e come? Infatti, risponde il capogruppo leghista, è surreale che Salvini sia sotto processo con l'accusa di sequestro di persona per avere fatto attendere in mare 6 giorni l'Open Arms prima di farla attraccare, quando ci sono dei casi in cui le navi hanno atteso più tempo. Ho ricordato che c'è stato un ministro che nella stessa identica situazione in cui si era trovato Salvini ha formato le ONG più a lungo. Un esempio? Ottobre 2019, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, governo Conte bis, quindi governo di sinistra con i 5 Stelle. La nave Ocean Viking ha atteso al largo della Sicilia 12 giorni prima di far sbarcare gli immigrati. Il 29 marzo del 2022, governo Draghi, sempre ministro Lamorgese, tocca la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, 113 naufraghi a bordo che dopo 11 giorni non erano ancora stati fatti attraccare. Perché questa diversità di trattamento tra chi ha fatto attendere in mare 6 giorni l'Open Arms rispetto a chi ha fatto attendere di più altre navi? Già, perché? Sammy Varin lo chiede a voi, Francesco Borgonovo lo chiede al capogruppo della Lega al Senato. Salvini ha citato 13 casi che dal 2019 al 22 hanno riguardato varie navi ONG, con tempi trascorsi dalla prima richiesta di porto sicuro allo sbarco che sono andati dai 4 ai 16 giorni e per ciascuno di questi casi nessun processo. Qual è lo scopo allora di tutto questo? Torno al discorso di prima. C'è una parte politica che di fronte a una richiesta della magistratura ha deciso di mandare Salvini sotto processo. È il cattivo costume di chi non riesce a sconfiggere un avversario con le idee e tenta di farlo sul piano giudiziario. Strategia risultata perdente anche perché su una vicenda simile, cioè sul caso Grigoretti, Salvini è stato mandato a processo e tutto si è concluso con un proscioglimento perché il fatto non sussiste. Secondo lei c'è una responsabilità della magistratura? Risponde Romeo. Guardi, noi abbiamo assoluto rispetto dell'indipendenza della magistratura e del suo operato. La magistratura ha tutto il diritto di poter aprire procedimenti penali nei confronti dei ministri. Per me la vera questione è politica.
Anziché riconoscere il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di governo, la sinistra ha pensato che Salvini facesse tutto questo solo per se stesso. Nel frattempo, però, i rapporti con le ONG, scrive Borgonovo, continuano a essere tesi. Ieri la nave Mare Jonio di Mediterranea è stata sottoposta a fermo amministrativo. Come ci si deve comportare con quelli che qualcuno chiamava taxisti del mare? L'atteggiamento è quello che ha avuto sostanzialmente il nostro governo, che ha messo in campo un codice di condotta per le ONG, cosa che tra l'altro fece anche ai tempi il ministro Minniti. È giusto e sacrosanto che vengano salvate delle vite in mare, però naturalmente questo deve avvenire sotto la regia dello Stato italiano. Non è che le ONG si possono muovere nei mari come credono, ci devono essere delle regole che vanno rispettate. Questo ci riporta al caso Open Arms, perché in quel caso il comandante ebbe la possibilità di far scendere almeno una parte dei migranti già a Malta, ma si rifiutò perché disse che dovevano stare tutti insieme. La Spagna disse che avrebbe mandato delle navi, ma il comandante insisteva a sbarcare in Italia. Voleva ingaggiare una sorta di braccio di ferro con Salvini. E diciamo che decisamente ci è riuscito. Pochi secondi alle ore 8 con il buongiorno rinnovato. Oggi c'è Sammy Varin che si occupa della rassegna stampa, ma alle 8 facciamo una piccola pausa con la canzone indipendente, come faccio sempre anche io all'interno della mia trasmissione, e ci spariamo una stupenda mambo italiano. Sono le 8:01. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Our boy went back to Napoli because he's missed the scenery, the native dancer and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, 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 you mix up Siciliano, oh, you calabrese to the mambo like a crazy river. Hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo italiano, trying an enchilada with a fishy bacala and then Hey compa, I love how you dance a rumba, but take some advice, paisano, learn it how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear it. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, go, Joe, shake like Giovanna. Hello che si dice you get happy in the pizza when you mambo italiano. Hey, Jadru, you gotta have to go to school. Just to make it with the big bambino. It's like a vino. Kid, you good at looking, but you don't you know what's cooking till you. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Ho, 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 you mix up Siciliano. Hello che si dice you get happy in the pizza when you Mambo italiano. Hey, Jadru, you gonna have to go to school. just make it with a big bambino. It's like a vino. Kid, you good at looking, but don't you always look until you hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Ho, 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 you mix up Siciliano. Hey, look, si dice you get happy in the pizza when you mambo italiano.
Fa bene alla salute ascoltare a quest'ora del mattino questa musica, è vero? Tutti artisti indipendenti quando c'è Sammy Varin e li salutiamo perché ci stanno ascoltando. Questa era Mambo Italiano con Walter Ricci insieme a Karima. Jazz, soul, blues e gospel. Karima gira tutti i palchi italiani ed è passata anni fa anche da Sanremo. Con il buongiorno rinnovato, sì, la voce di Sammy Varin oggi vi tiene compagnia per la rassegna stampa e dopo le 8:30 sentiremo anche le vostre voci per commentare le notizie del giorno chiamando 0292 94 7222 o inviando il vostro messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Naturalmente invito Davide, che ringrazio e saluto a Milano in regia, a farmi avere i messaggi più interessanti da leggere. Intanto però, certo, vi avevo promesso di farci un giro sul Corriere della Sera a pagina 15, oltre 20 nuovi reati nel DDL sicurezza, castrazione chimica, nascerà un tavolo, il via libera alla Camera e queste buone notizie, buone almeno per noi che pensiamo che possa essere utile. Di spalla, sempre a pagina 15, arriva però una lettera del leader di Forza Italia, Tajani. No, Tajani scrive a Calderoli: autonomia, lo stop di Tajani a Calderoli, definire i LEP prima di procedere. E queste direi che sono le notizie che ci interessano, perché la polemica con Tajani, a quale vogliamo bene, ci mancherebbe altro, anche se è arabo, è tutta l'estate che ci tiene compagnia, e che adesso venga rilanciata con questa lettera a Calderoli in cui rompe le balle perché bisogna definire nuovamente i LEP, e l'abbiamo già detta questa cosa, abbiamo detto che li definiamo, eccetera, ci fa pensare male, ma noi siamo un pochettino esagerati. Ecco, questa è un'altra notizia che potremmo inserire tra le varinate che troverete poi questo pomeriggio sul sito radiolibertà.net, il nostro grandissimo sito di controinformazione dove trovate le notizie che non vedete dalle altre parti, e di questi tempi è importante fare controinformazione. Oltre 20 nuovi reati nel DDL sicurezza. Passa con 162 sì, 91 no e 3 astenuti il DDL sicurezza in discussione alla Camera. A proposito, chi ci guarda in radiovisione vede scorrere dei piccoli quadratini in cui riassumiamo proprio le novità del DL sicurezza. Ora il provvedimento, che dispone diverse strette e introduce altri 20 nuovi reati, dovrà essere approvato dal Senato, dove Matteo Salvini annuncia che la Lega chiederà una via preferenziale. E nell'ultimo giorno di discussione sul tema sicurezza a Montecitorio rientra un argomento che è un cavallo di battaglia del Carroccio: introdurre la castrazione chimica per gli stupratori. La proposta è in un ordine del giorno firmato da Igor Iezzi, trova la sponda del governo ed è approvata dall'Aula. Prevede che si istituisca una commissione e un tavolo tecnico che valuti la possibilità per il condannato di reati di violenza sessuale di aderire a percorsi di assistenza sanitaria, sia psichiatrica sia farmacologica, anche con un eventuale trattamento di blocco androgenico. Salvini si dice molto felice che si avvii finalmente il percorso di castrazione chimica per pedofili e stupratori. Insorgono naturalmente le opposizioni, vogliono riportare il paese alle pene corporali per la PD Boldrini, glielo dite la Boldrini che non facciamo nulla di male fisicamente a chi si macchia di questi gravi reati? Bisogna spiegarglielo, però è dura da capire. La Lega trascina la destra nella sua ossessione repressiva, sostengono da AVS, ma è all'impianto generale del DDL che si rivolge il coro di critiche. Niente risorse né rafforzamento degli organici delle forze di polizia, è l'opinione di Federico Cafiero De Rao dei 5 Stelle, ma solo inasprimento delle pene e l'introduzione di nuovi reati. Tra le molte novità viene infatti varata la norma chiamata dalle opposizioni Anti-No Ponte e No TAV, che prevede come aggravante di una violenta
di una violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, che questa sia commessa per impedire la realizzazione di un'opera strategica. Guarda, guarda. Ci sono poi il nuovo reato contro l'occupazione abusiva, la stretta sulla cannabis light, il divieto di vendere simili stranieri primi di permesso di soggiorno, anche questa cosa, non è piaciuta al PD, non è piaciuta, poveri immigrati regolari non potranno comprare altre SIM, oltre a quelle naturalmente con cui arrivano nel nostro paese. Rispetto alle carceri, infine, si introduce il reato di resistenza passiva in caso di rivolta e diventa facoltativo il rinvio della pena per le donne in gravidanza e le madri con i figli sotto l'anno. Questo governo punta ai like, attacca Maria Elena Boschi. Al contrario, per Tommaso Foti, dopo anni di lassismo, la sicurezza torna a priorità, è solo l'inizio. Naturalmente c'è sempre chi non è d'accordo, naturalmente, e anche all'interno di Forza Italia qualche mugugno sulla castrazione chimica c'è e come, ma intanto se ne parla. Tra poco vi leggo l'autonomia e lo stop di Tajani a Calderoli, ragazzi, che ci fa venire l'itterizia di questa cosa. Parleremo poi quest'oggi anche con Regione Piemonte. Intanto però, in centropagina, sempre a pagina 15 del Corriere, il governatore sia una coalizione con dentro tutti, autonomia differenziata, si firma per fermarla. Ed ecco Renzi e De Luca che si incontrano, io favorevole al terzo mandato. Io e Renzi strana coppia, non adoperiamo parole così osè, io ballo da solo, diciamo. Se l'è cavata ieri con una battuta il presidente della campagna Vincenzo De Luca al termine dell'iniziativa contro l'autonomia organizzata a Napoli con Matteo Renzi. Il leader di IVU sull'ipotesi del terzo mandato in regione ha detto sono a favore. Terzo mandato a favore. Il governatore campano ha ricambiato il tema in campo largo, serve una coalizione progressista, ha detto, con dentro tutti. E intanto sta contando i soldi, dico io, che gli sono arrivati dalla Meloni. Autonomia, lo stop di Tajani a Calderoli, definire i LEP prima di procedere. Ma cosa vuole questo Tajani? Nella forma è una lettera tra colleghi di governo, ma la missiva che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha inviato martedì in via riservata al collega responsabile delle riforme Roberto Calderoli conferma le riserve di Forza Italia sulla legge che ha istituito l'autonomia differenziata e pone questioni che rischiano di imprimere un deciso colpo di freno all'iter previsto. Il primo rilievo rivolto al caro Roberto, quando iniziano così le lettere non c'è mai nulla di buono, non è una semplice questione di tempi. Il leader azzurro scrive che ritiene problematico separare le materie non LEP da quelle LEP, perché, osserva, si raddoppia il numero delle intese, con un aggravio di lavoro per il governo e per il Parlamento, la cui agenda è già densa di priorità. In secondo luogo, rimarca ancora Tajani, una decisione congiunta su entrambi i gruppi di materie potrà consentire una valutazione più completa e coerente sia sul piano tecnico che su quello politico. Di qui la richiesta di dare la priorità alla definizione dei LEP prima di procedere, come peraltro ha già avuto modo di chiedere lo stesso presidente forzista della Calabria, Roberto Chiuto. Non è una novità, abbiamo capito, la definizione del LEP, questi livelli essenziali di prestazione che devono essere uguali in tutta Italia, va fatta prima dell'autonomia. Oh signore mio, non l'abbiamo ancora capito, ma ci sono anche altri aspetti che riguardano le materie di competenza specifica del Ministero degli Esteri. La sottolineatura di Tajani è forte. Talune richieste fuoriescono dal perimetro del secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione e sono di competenza statale, ergo non possono essere trasferite a nessuno. Non vedo margini di mediazione, scrive il leader azzurro a Calderoli, ne va dell'efficacia e della coerenza dell'azione internazionale del nostro paese. C'è una terza fonte di osservazione e concerne le cosiddette materie di competenza concorrente. Nella lettera di Tajani a Calderoli si legge: esprimo una forte cautela sui rapporti con l'Unione Europea.
la partecipazione delle regioni nella definizione e attuazione della legislazione europea è ben codificata sia nel diritto nazionale che in quello europeo. Al Consiglio dell'Unione Europea partecipano gli Stati e sono gli Stati a rispondere delle violazioni del diritto europeo. Preoccupazione anche per la gestione del commercio estero, di qui la richiesta di tenere conto di tutto nel rispondere alla richiesta di avviare la trattativa presentata da Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte. Così il ministro Tajani scrive a Calderoli: definire i LEP prima di procedere. E questo continuare naturalmente a mettere i puntini sulle i di Forza Italia sono qualcosa votato da tutto il governo, ci infastidisce molto, ma assolutamente interloquiamo, ci fa molto piacere interloquire. Proseguiamo su questo argomento, ci state? Ci state? Anche perché ne parla anche il quotidiano Repubblica di autonomia, di sicurezza, ma soprattutto di ghigliottina leghista, scrive il Michele Serra, che tanto amiamo, che non vedeva l'ora di prendere in giro nuovamente la Lega. Chi si rivede? La castrazione chimica fu un vero e proprio pallino del Calderoli, che la invocava ogni 5 minuti, di qualunque argomento parlasse. A un bel momento, come un'interpunzione, proponeva la castrazione chimica. E qui inizia la bellissima letterina del Michele Serra, che noi naturalmente non vediamo l'ora di andare avanti a leggere. Siamo felici di qualcuno che ci porta almeno un po' di sorriso in questa valle di lacrime. E allora, poi sembrò dimenticata in un cassetto insieme ad altre cianfrusaglie del leghismo da saloon, come il cappio, le pistole, gli schioppi di vario calibro esibiti sui social da sindaci amanti delle detonazioni. Ora è stata aggiunta all'ultimo momento, tipo i capperi sul Viteltoné nel decreto sicurezza per il giubilo del Salvini, che saluta il primo raggio di sole di una nuova era. In attesa di veder rivalutare la palla al piede per i galeotti e gli orecchie ad asino per gli studenti svogliati, si deve prendere atto che la Lega, fino dai suoi albori, ha un ruolo sociale non indifferente, è una specie di sfiato degli umori più neri e delle pulsioni più sbrigative che covano nel profondo del corpo sociale. Che schifo, lo dico io. Se c'è un'opinione liquidatoria e sprezzante da buttare sul tavolo della politica, facendo piazza pulita delle scoccianti litanie dei politicamente corretti, è quasi sempre un leghista a lanciarla. Ai milioni di parole spese lungo i secoli nella polis, grazie ai leghisti subentrano 4 frasi spicce appena dette o sentite al pub. Si risparmia un mucchio di tempo. Non era possibile altro approdo per il Vannacci, che perfino tra i fascisti europei viene ritenuto imbarazzante, e se va avanti così non sarà nemmeno invitato ad Atreju, che con quel nome deve essere uno straniero. Comunque, visto il clima, poteva andare peggio. La castrazione chimica potrebbe anche essere una scelta moderata per evitare che prenda piede l'ipotesi della castrazione non chimica. Se ne è accorto anche Michele Serra che la castrazione chimica è una roba chimica e quindi non ti fanno niente al pisello e ai genitali in generale. Ma Boldrini si offende se gli ricordiamo questa cosa? Si offende e non gliela ricordiamo. E allora sapete cosa facciamo? Tra pochi secondi ci colleghiamo con Diritto e Rovescio. È già la striscia del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Oggi ci parla di qualcosa che si sibila nella politica, cioè che Calenda rimane da solo, la debacle di Azione è proprio in azione. Se ne vanno via tutti dal suo partito. Che cosa sta succedendo? Che fine farà Calenda, ma soprattutto i componenti del suo partito? Lo chiediamo proprio a Pierluigi Magnaschi, a cui diamo la linea.
Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Terremoto in azione, il partito di Carlo Calenda che sinora aveva retto molto meglio di quello di Matteo Renzi. Quest'ultimo infatti era finito nelle elezioni europee ad un modesto 2% dei voti. Calenda invece ne aveva preso il doppio. Ma adesso Azione ha perso in un sol giorno molti esponenti di primo piano come Enrico Costa, Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, Giusy Versace. Gelmini spiega la decisione in questa maniera: lascio Azione perché la sua decisione di entrare nel campo largo, cioè in un'alleanza che comprende il Movimento 5 Stelle e la sinistra di Bonelli e di Fratoianni nelle prossime elezioni regionali, mi costringe a prendere atto con rammarico che non posso più rimanere in questo partito. Ma a ben vedere Calenda e Renzi sono stati travolti dal fatto che Forza Italia di Tajani, che veniva data in dissoluzione alle elezioni europee, ha invece quasi raddoppiato i suoi consensi, spegnendo così ogni speranza per i due mini partiti che volevano ereditarne le spoglie. sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Perché quelle facce? Perché quelle facce? Ah, siete preoccupati per Azione. Lo immagino, non c'è nessun problema. Vieni da noi, Calenda, vieni nel centrodestra, ci manchi tanto. Allerta meteo rossa, signori, ancora maltempo, allerta meteo rossa con 1000 sfollati in Emilia-Romagna, 800 evacuati a Ravenna, 165 nel Bolognese, Faenza nuovamente alluvionata, esondano i fiumi Marzeno e Lamone. Il sindaco di Modigliana: ho detto ai cittadini di salire ai piani alti. Allora la notizia è che per fortuna finora, ma il peggio sembra passato, non ci sono morti o dispersi, però io sono qui a chiedermi come mai a distanza di poco più di un anno è successa la stessa identica cosa. 3 punti di domanda. E naturalmente potete chiederlo anche voi, certo, perché questa radio apre le linee tra poco, subito dopo le 8:30, allo 0292 94 7222, ma già tramite WhatsApp potete dire quello che volete inviando il vostro messaggio, se volete scritto, ma anche audio o video, al 340 67 09 659. Tra poco cominciamo a leggerli. Intanto però lo so, l'argomento interessa perché da sempre una bandiera importante della Lega. Su Repubblica, pagina 22, si torna a parlare delle riforme della destra. Le vedete scorrere, chi ci guarda in radiovisione o sui social, in un quadratino piccolo arrivano tutte le riforme portate avanti dal centrodestra e approvate nella giornata di ieri. 24 tra nuovi reati aggravanti, si scrive a pagina 22 di Repubblica, dopo quasi un anno di battaglia parlamentare con le opposizioni sulle barricate e una maggioranza in stato confusionale, sappiatelo, il disegno di legge sicurezza che restringe spazi di libertà e dissenso è stato approvato dall'Aula della Camera. Adesso passa all'esame del Senato. Il vice premier Salvini ha già annunciato che la Lega chiederà l'esame d'urgenza
urgenza, a dimostrazione che per il centrodestra è il trionfo di molte delle sue battaglie securitarie e populiste e una bandierina da spendere in vista delle prossime elezioni regionali. Il pugno duro viene usato perfino nei riguardi delle detenute madri. È stata cancellata infatti l'attuale normativa che prevede il trasferimento obbligatorio dal carcere per le donne incinta o madri con figli fino a 1 anno, donne incinta. Perché non scriviamo donne incinte? Perché loro hanno la cultura e la loro cultura dice così. Ah. Anche il dissenso non è tollerato perché il leader leghista intende bloccare ogni forma di contestazione contro le grandi opere su cui punta il governo. In caso di violenza, anche solo di minaccia, resistenza nei confronti di un pubblico ufficiale per impedire la realizzazione di un'opera pubblica o di un'infrastruttura strategica, la nuova aggravante denominata no ponte no TAV prevede pene fino a 27 anni. Come se non bastasse, arriva anche il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Una legge liberticida che reprime il libero dissenso, zero risorse, solo nuovi reati e aumenti di pena, il cattivismo al governo, siamo cattivi, che non risolve un problema del paese, attacca Chiara Braga, la capogruppo PD alla Camera, e questi vogliono picchiare e distruggere, lo abbiamo capito da tempo. Le opposizioni hanno cercato di fermarla, ma anche la norma cosiddetta anti-Gandhi, sto campionando, è stata approvata. Il blocco stradale o ferroviario da illecito amministrativo diventa illecito penale con reclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 euro. Puniti anche i sit-in pacifici di studenti davanti a una scuola se fermano il traffico, un classico picchetto di operai davanti a una fabbrica. Chiaramente voi contadini sarete esonerati, ma come no? Come in un paradosso, con le carceri affollate e i detenuti che si tolgono la vita per le cattive condizioni, viene impedito loro anche di protestare, anzi, se lo fanno incorrono in un nuovo reato, quindi la loro pena aumenta. Con l'introduzione del 415 bis, denominato rivolta all'interno di un istituto penitenziario, è prevista come pena base la reclusione da 2 a 8 anni se viene impedito il compimento degli atti d'ufficio o del servizio necessario alla gestione dell'ordine e alla sicurezza. Eppure sono già 72 le persone che dall'inizio dell'anno si sono tolte la vita in cella e nonostante questo e malgrado il decreto carceri, l'esecutivo non ha mai approvato misure capaci di alleggerire il sovraffollamento. È chiaro, questi vogliono liberi tutti. Diamo la parola alla Salis? Aspettano. In questo miscuglio di norme, al capitolo sicurezza urbana, se uno scippo viene commesso in una stazione o in metro, è più grave se invece viene commesso altrove. Una bandierina della Lega che si aggiunge a quella anti-Ilaria Salis. Eccola qua. Chiunque occupi o detenga senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o ne impedisca l'accesso al legittimo proprietario è punito con una pena da 2 a 7 anni. Malgrado le forti resistenze, la cannabis light viene paragonata alla droga e sottoposta alle sanzioni previste invece per gli stupefacenti. Siete d'accordo su queste cose? No, perché, vabbè che sto leggendo il quotidiano La Repubblica, ma qui sembra che più una legge sicurezza abbiamo fatto un patatrac, ma com'è possibile? Siamo diventati così cattivi, c'era davvero bisogno di queste leggi così cattive? Non lasciamo drogare la gente, non lasciamo rubare in pace alle madri che vogliono continuare a rubare con il bambino, certamente in braccio, ma anche nella pancia. E poi la riforma anti-Gandhi. Ma non va per niente bene questa cosa. Santa polenta. Le opposizioni hanno duramente contrastato il provvedimento sia in commissione che in aula, ma la maggioranza ha tirato dritto, seppure con fibrillazioni interne. Forza Italia ha provato a modificare la norma sulle detenute madri per depotenziarne gli effetti, ma poi ha fatto un passo indietro. Ed è previsto solo un monitoraggio dell'applicazione delle nuove norme con una relazione annuale al Parlamento. E nonostante la linea pro ius scholae degli azzurri emersa in estate, il tentato blitz delle opposizioni con emendamenti volti
volti a modificare l'attuale legislazione in materia di cittadinanza è naufragato. Per questo, da PD a 5 Stelle più Europa, da AVS fino a Azione e Italia Viva, il testo è ritenuto liberticida, ideologico, incostituzionale, frutto di una follia giustizialista e con il rischio di innescare una deriva illiberale. Naturalmente sul quotidiano Repubblica si parla di spalla anche della castrazione chimica. Per le violenze sessuali la Lega torna alla Camera, via libera a un tavolo in Parlamento per discuterne, solo per discuterne, ragazzi, almeno parliamone. Naturalmente per le opposizioni è follia, lasciamo violentare in pace donne, bambini, anche uomini, perché no, succede. Perché fermare queste violenze mettendo delle leggi un po' più cattive, soprattutto andando incontro a quelli che a volte sono i desideri di chi porta avanti queste violenze? Dicono basta, non riesco più ad andare avanti. E poi la droga, certo. Intervista allo scrittore Affinati, professore alle scuole superiori, che dice: ma non si risponde alle inquietudini dei giovani solo inasprendo le pene. E qui naturalmente il fatto della cannabis light, tante polemiche da quest'oggi in più di cui parlare, ma naturalmente di cui anche scrivere. E tra pochi minuti inizieremo a leggervi i messaggi. Inviateli adesso al 340 6709 659 per sapere cosa ne pensate di quanto vi sto leggendo, ma apriremo anche le linee allo 02 9294 7222. Ora ci fermiamo per il meteo, la canzone indipendente e poi torniamo insieme. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Circolazione ciclonica ancora in azione su buona parte del nostro paese, temperature fresche autunnali. Nella prima parte della giornata ancora maltempo, specie tra Emilia-Romagna e regioni del centro, andrà un po' meglio sui restanti settori. Nel pomeriggio alcuni fenomeni potranno insistere sostanzialmente sulle medesime aree, specialmente su quelle centrali del paese e in Emilia-Romagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. We're walking like in a Dolce Vita. This how we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna drink tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. We light this music home. Our love is made in a Dolce Vita. Nobody else than you. It's on us night, together we can love again. Another life, before I'm driving back, let's say I'll never leave you now. Say
We made in Darwin a dolce vita. Wipe all your fears away. We live it like in a dolce vita. I got one yesterday. I saw a love in a dolce vita. Oh baby, telephone. This match is gone in a dolce vita. Nobody else than you. It's all us night. Together we'll love again. Another life. Before we going back, they say you'll never leave me now. Say you're gonna love me now. It's all us night. Together we'll love again. Another life. Before I'm going back, they say you'll never leave me now. Say you're gonna love me now. Ma questo sta facendo un successone, ragazzi. Si chiama Aaron con 2 A. Aaron Paris ha ricantato la canzone Dolce Vita di un certo Ryan Paris, anni 80, chiamandola Sweet Life. Aaron Paris è songwriter, performer, showman. Questo si fa serate ogni giorno in giro per l'Italia. Domani sera sarà a Galliera Veneta, in provincia di Padova. Bravo a Aaron Paris e soprattutto ben trovato nel club della musica indipendente. Chi mi conosce sa che Sammy Varin ogni giorno, ogni mezz'ora trasmettiamo esclusivamente artisti indipendenti. Se avete amici o parenti che fanno bella musica, fatemi avere la loro canzone. Se meritano, io li trasmetto, soprattutto nella mia trasmissione ufficiale. Lo sapete, sono in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, e anche oggi staremo insieme, oltre che in questa rassegna stampa. A proposito, tra poco vi leggo i vostri messaggi al 340 6709 659. Apriamo anche le linee per chi vuole parlare con me, 02 92 94 7222. Poi alle 9 avremo anche il Qui Parlamento con la senatrice Elena Murelli della Lega, con la quale parleremo di un altro problema in agenda del governo, la tutela del personale sanitario con tutte le violenze che stanno saltando fuori. Intanto però il maltempo, l'allerta meteo rossa, 1000 sfollati in Emilia Romagna, 800 evacuati a Ravenna, 165 nel Bolognese, ci sono 7 treni alta velocità Intercity cancellati. Il sindaco di Modigliana ha detto ai cittadini di salire ai piani alti. Insomma, tutte brutte notizie. Per fortuna non c'è il morto, almeno questo, per fortuna. Però tutti ci chiediamo come mai a distanza di poco più di un anno per le alluvioni siamo al punto di prima. Intanto certo, WhatsApp, mamma mia quanti. Buongiorno, Israele ha dimostrato che il 5G è un'arma bellica. Se gli stessi fatti li avesse compiuti Putin, chiede Mauro. Buongiorno Sammy, riguardo i terroristi ciechi, ci abbiamo scherzato, ma non troppo, quanti che sono rimasti senza vista per l'esplosione in Libano di questi apparecchietti, dai walkie-talkie ai cercapersone. C'è il pericolo, scrive Marcello da Roma, che possano farsi saltare in aria come bombe umane, specialità inventata dal terrorista Arafat, scritto minuscolo apposta, perché era un lurido animale,
ma sappiamo che qualcuno lo ha ricevuto in Italia con tutti gli onori. Le apparizioni di Draghi, apparizioni, sparizioni. Dov'è Draghi? Lo vedete anche voi? Anche a me pare di vederlo lassù. Sta arrivando Draghi? Le apparizioni di Draghi segnalano il cavallo di Troia per la caduta del governo, prevede Marco da Milano. E vi prometto che lunedì prossimo alle 13 avremo ospite chi prevede davvero il futuro, l'astrologa di Radio di Libertà, Deborah Bellotti, signora delle stelle. Prometto che gli chiederò proprio di questo Draghi, se davvero riapparirà. Ciao Sammy, a che pro il vile affarista viene chiamato a entrare in ogni pertugio? Certo che voi italici siete messi male, scrive Luca, che comunque da Brescia è. Buongiorno Sammy, a proposito di Emilia Romagna, quest'estate ero in vacanza a Milano Marittima, è bastata un'ora di pioggia e le vie si sono allagate. Ti invio una foto dell'hotel, è proprio una regione senza manutenzione grazie al PD, ma soprattutto a quello che adesso è in Unione Europea, quella che fa la segretaria. Ma Sammy, è chiaro a tutti che si tratta di un processo politico, parliamo di Matteo Salvini, l'autorizzazione a procedere da parte della sinistra c'era da aspettarselo, ma quelli dei 5 Stelle e di Renzi sanno di vendetta. Ma perché i giudici non vedono queste cose sotto gli occhi di tutti? E ancora, comunque ha ragione Romeo circa la condotta della Lamorgese, ma ricordiamoci che tutto il casino verso Salvini è nato dagli esposti nelle associazioni di sinistra, Legambiente, sindacati. È vero, è stata Legambiente che ha fatto il primo esposto su questa vicenda Salvini. Associazioni che esistono, iniziano a fare esposti e denunce verso i sinistri, magari proprio in Emilia Romagna? Mai. Ciao Fabio. Buongiorno Sammy, a Tajani fanno gola i voti della Lega e non lo fa con proposte serie ma solo con ricatti. Berlusconi lo faceva meglio, la gente vede chi sta lavorando per gli italiani e nelle urne ne terrà conto. Con il buongiorno rinnovato la voce di Sammy Varin dà a voi la parola. Se tra una notizia e l'altra volete entrare in onda con me, chiamate 0292947222, ma non resisto, c'è un'altra varinata che vi lancio. Dai, ve la lancio perché la lancia a pagina 13 il quotidiano La Repubblica e vuoi che non ne parlasse, dai. Di cosa dice La Repubblica? Del debutto flop della festa di Vannacci. Al primo raduno assenze, reduci e le sue milizie sono già divise. No! Roberto Vannacci, generale dell'esercito, europarlamentare della Lega, un debutto flop alla festa solo per lui, è una festa tutta per lui che si sta preparando e non c'era nessuno a Viterbo. Pochissima gente, ma chiaro, c'era brutto tempo, non è ancora iniziata la vera festa, comincia quest'oggi, ma il giornalista di Repubblica è andato appositamente per far vedere che non c'era nessuno. Al centro sportivo Bullicame, campagna termale del Viterbese, ci sono un campo di calcetto, uno di padel, un palco con la scritta "Noi con Vannacci, il mondo che vogliamo". E qui la prima festa nazionale del generale, partito che verrà, perché verrà, su questo ormai ci sono pochi dubbi, verrà. Se lo dice Repubblica, ragazzi, la legge anche il Papa, poi che non sia vero. Il partito di generale verrà, ok? Verrà anche il generale oggi per il secondo giorno di eventi. Per ora non è venuta solo la gente e infatti il primo giorno di programma è saltato, puff, tutto cancellato. No, quelli di Repubblica si stracciano le vesti. Ufficialmente per la pioggia, anche se alle ore 17, quando l'ex senatore della Lega Umberto Fusco, anima locale dell'associazione Noi con Vannacci, taglia il nastro davanti a più telecamere che convenuti, non piove più da 2 ore, anzi c'è pure il sole, solo che al campo del Bullicame sono arrivate solo una trentina di persone o giù di lì. Ciò che è di peggio, i 2 relatori previsti non si sono presentati. No! Signori, qui mi fermo, ma mi viene quasi da piangere come la mette giù Repubblica, il debutto flop della festa di Vannacci. Non è arrivato nessuno al taglio del nastro. Qui chiaramente
direi di fare un minuto di silenzio perché la cosa si sta facendo veramente grave. Ma scherziamo, è soltanto il quotidiano Repubblica, state tranquilli, che poi il generale Vannacci ha impegni ben precisi con la Lega e con tutti noi, a partire chiaramente dal 6 di ottobre, quando Vannacci arriverà a Pontida. Dai, apriamo le linee, vediamo chi vuole parlare con Sammy Varin. 0292947222 o tramite WhatsApp un messaggin per Sammy Varin 340 6709 659. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Là. Ricordati per cortesia di riprendere un po' i file dell'Osteria Padana del grande maestro Ciato, perché quella era musica eccezionale, fatta col cuore e da un grandissimo artista, ed era un programma meraviglioso. Vero. Sai qual è il problema? Sai qual è il problema? Ti dicevo, a parte appunto recuperare queste vecchissime trasmissioni, e che poi andrebbero rimontate. Perché? Perché ogni 5 minuti si dice Radio Padania, siamo su Radio Padania, eccetera. E una persona che magari non conosce che effettivamente a quei tempi ci chiamavamo Radio Padania potrebbe fare confusione. Quindi andrebbero anche rimontati in modo di dare una caratterizzazione più nostrana. Sì. Comunque Radio Padania non fa mai male, perché sono dei ricordi meravigliosi come il Sol delle Alpi, non fanno del male a nessuno perché è sempre stata dei ricordi del nostro passato che sono indelebili e sono fondamentali. Io volevo dire questo anche, siamo in un momento difficilissimo, vediamo l'attacco che ha sempre subito la Lega, perché se ti ricorderai benissimo Davide Boni, quello che è successo, e siamo sempre stati attenzionati alla magistratura, Attilio Fontana, qua Genova Rixi, Garavaglia, sono tutti passati sotto la scure di una magistratura che non è assolutamente una magistratura del popolare o del popolo, ma è una magistratura fine a se stessa, di una certa tendenza politica, che non è stata eletta da nessuno e non ha nessuna prevalenza, perché sono dei dipendenti pubblici i magistrati, e sono quelli tra i più retribuiti insieme ai prefetti e il corpo consolare, che non fanno un belin, tra l'altro, come si dice a Genova, ma fanno soltanto dei danni. La politica ha delle colpe, perché quando i cittadini votammo negli anni '80 la punibilità dei magistrati che sbagliano, cosa successe? Non successe un ben amato cacchio, come direbbe il buon Totò De Curtis. E ultimamente il caro Uria Ip Amato, cosa ha fatto? Ha moncato, quando ci sono stati, diciamo così, il richiamo al referendum, di togliere la punibilità dei giudici, che ha azzoppato quella che poteva essere una riforma importante, oltre alla separazione delle carriere. Chiaro, certamente. Argomenti che lanciamo da queste frequenze, che vengono pigliati al volo dai nostri ascoltatori. Entrate in onda con noi chiamando 0292947222. Pronto? Sono Albino dall'autostrada Torino-Milano. Buongiorno. Ciao. Buongiorno caro, ciao. Ma io a volte penso che coloro i quali scrivono le leggi vivano in un altro pianeta, una stupidata, Non bisogna vendere le SIM agli extracomunitari, a sta gente qua, clandestini eccetera. Ma a Torino tu vai in negozi gestiti da extracomunitari e di SIM ne compri a pacchi, SIM non registrate. Ma dove vive sta gente? Ma io non lo so, vabbè. Adesso non ho voglia di fare altre polemiche, mi è venuta in mente questa perché ero andato a comprare delle cose, ma cose normali, di telefoni, vuoi delle SIM? Dico, ma che me ne faccio delle SIM, mica gioco a domino io.
Quindi, per dire, trovi tutto quello che vuoi, fanno le leggi, ma voglio vedere dove andremo a finire. Va bene, ti saluto, buon lavoro a tutti, grazie, ciao. Grazie caro, buon viaggio. Beh, questo delle SIM è un dispetto sicuramente al PD, ma anche a una certa immigrazione che compie dei reati e spesso e volentieri gravi o comunque odiosi, partendo ad esempio dai classici messaggini che ricevi dicendo: papà, mi si è rotto il cellulare, per favore clicca qui, o invitandoti a cliccare sempre su un codice per fare chissà quale azione che la banca ti scrive di fare. Chiaramente non c'è controllo in queste SIM, chiunque la può comprare e fare quello che vuole. Cerchiamo di mettere i puntini sulle i. 0292947222. Provate anche voi l'emozione di dire la vostra in diretta nazionale su Radio Libertà, anche perché poi le vostre telefonate vanno anche sul sito, il nostro sito di controinformazione radiolibertà.net, e magari ci facciamo un bell'articolo. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, sono Renzo da Como, buongiorno Sammy, buongiorno a tutti. Volevo commentare, Sammy, l'ultima notizia che hai dato sul flop della festa di Vannacci. Allora, teniamo conto che Vannacci ha organizzato una festa al di fuori dell'ambito leghista. Ricordiamo ancora che Vannacci è stato eletto proprio perché è inserito in una lista leghista. Quindi quando lui organizza qualcosa al di fuori del movimento Lega, probabilmente non ha il supporto diretto di tutti quelli che l'hanno votato. Quindi noi lo vedremo probabilmente a Pontida, avrà successo, avrà l'appoggio del pubblico, ma organizzando qualcosa al di fuori probabilmente non ha il supporto degli elettori leghisti. Quindi vorrei anche ricordare a tutti quelli che hanno detto che Vannacci ha portato voti alla Lega in più. Probabilmente non è vero, perché lui ha ricevuto voti di già elettori leghisti e non probabilmente di altra gente che si è aggiunta proprio per il nome Vannacci. Ecco, quindi questo era un commento relativo all'ultima notizia che hai dato. Grazie, bravissimo, e ricordiamo appunto che Roberto Vannacci ha avuto un successo incredibile nelle feste con la Lega, anche quest'estate nella Bergamasca. Nei prossimi giorni è prevista la sua presenza in altri eventi targati Lega per pompare il nuovo presidente della regione Liguria, e ne siamo certi vinceremo. Chiaramente ieri era soltanto la festa d'inizio di questa vannacciata tutta sua, e logicamente, essendoci maltempo, è normale che ci vada poca gente. Oggi ci sarà l'evento principale e siamo certi ci sarà più gente, ci mancherebbe. 0292947222. L'età non si cancella, meglio una pelle sana che volti trasfigurati. Altro articolo degno di nota. Oggi a pagina 24 del Corriere, Simona Ravizza intervista il dermatologo Di Pietro, ma fa anche il dermatologo. Ma non lo sapevo questa cosa. Non è vero, non è quello, anche se si chiama Antonino Di Pietro. Ok, il dermatologo Di Pietro dice: puntiamo sulla skin longevity. Basta un volto trasfigurato, non riesci più a ridere, non riesci più a trasmettere le tue emozioni. Stiamo esagerando con la dermatologia plastica. Lo dice, guarda un po', il dermatologo. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Pietro. Pietro. No, vorrei chiederti una cosa, ma come mai tutti dicono che sono convinti che questo governo deve cadere? Non riesco a capire perché. Cioè, lo dice anche Masdel Papane, che ne è convinto e che dovrebbe rientrare Gentiloni, ma io allora che cazzo vado a votare a fare? Non so. A questo punto anche io mi chiedo, non l'ho mai detto, però mi chiedo che cazzo vado a votare a fare. Ciao Sammy. Ciao, ce lo chiediamo molto spesso, ma più che Gentiloni mi preoccupa Draghi, questo suo
apparire e sparire nei posti più importanti non mi fa stare tranquillo, diciamo così, e ve l'ho detto, ne parleremo lunedì prossimo alle 13, avremo ospite chi prevede attraverso i pianeti il futuro, Deborah Bellotti, signora delle stelle, sono certo ci saprà dire qualche cosa su questo Draghi, non facciamo scherzi. Dai, anche coi WhatsApp, chi vuole scrivermi lo può fare, 340 6709 659, commentate le notizie del giorno, commentate la lettera di Marina Berlusconi che ieri ha scritto a Repubblica: la cavaliera alla carica, è finita la lunga estate delle balle. Marina Berlusconi scrive a Repubblica: non tollererò più falsità sul mio conto, con il premier e con Tajani nessun attrito, e non dite, questo lo aggiungo io, che entro in politica, non è vero niente. Noi qualche dubbio continuiamo ad averlo, ma siamo bacati, dobbiamo andare dallo psicologo del PD. 0292947222. Pronto? Posso andare in linea? Ciao, buongiorno. Buongiorno. Senti, io volevo ricordarvi una cosa. Vi ricordate, a proposito di processi e di indipendenza della magistratura, il caso Bricche? Io me lo ricordo. Allora Bricche, responsabile dell'eccidio delle fosse ardeatine, fu condannato da un tribunale militare a 14 anni, premetto aveva 98 o 99 anni. Ebbene, siccome in aula si scatenò il putiferio, l'allora ministro della giustizia Flick revocò non so come, attraverso quale marchingegno, la sentenza e fece rifare il processo e gli acchiapparono giustamente l'ergastolo. Allora, in caso di un processo e di una condanna che mette in forse le frontiere e la sicurezza di una nazione, non si può fare altrettanto? Allora, E io qui lascio i puntini di sospensione e ti ringrazio naturalmente di aver lanciato questa idea. Sul Libero, a pagina 7, Giorgetti sulla legge Calderoli: l'autonomia migliora i conti dello Stato. Il ministro Giorgetti smentisce le bugie progressiste, non spaccherà il paese e darà più opportunità soprattutto al sud. 0292947222. In diretta con Sammy Varin. Pronto? Pronto, ciao Sammy. Voilà. Volevo dirti che tu predichi che mandino i messaggi, però non li leggi tutti. Io ho mandato un messaggio, però non l'hai letto. E volevo dirti semplicemente una cosa riguardo Tajani. Dobbiamo stare molto attenti a quell'elemento lì. Quello veramente ci fa cadere il governo, perché la Lega non può accettare che lui non firmi per l'autonomia. Tutto qua, grazie. Grazie. Verità è che i messaggi mi arrivano in blocco, per cui magari il tuo fa parte di questo blocco appena arrivato. Non ci cascare in questi tranelli, Sammy. Repubblica è solo gelosa per il fatto che il bravo generale sia leghista, anche se indipendente. Diamo tempo a tempo e vedrai che i risultati arriveranno. Assolutamente sì, ma ci mancherebbe. Sto prendendo in giro il quotidiano Repubblica, ve lo leggo apposta. E ancora, la Lega deve avere molta attenzione a quel soggetto di nome Tajani, un personaggio falso e ambiguo. Se viene fermata l'autonomia, i veneti si ribelleranno. Attenzione che non saranno coriandoli. È vero, ma come bene abbiamo detto più volte, ne parleremo anche oggi pomeriggio. Oggi alle 13:30 ci collegheremo con Regione Piemonte, parleremo di autonomia proprio con l'assessore all'autonomia della Regione Piemonte. Chiaro che Piemonte, Veneto, Lombardia e altre regioni si devono opporre alle regioni che si oppongono. È un gioco di parole, ma è proprio così. D'accordo su tutte le norme sicurezza, vediamo se verranno applicate. Assolutamente sì. Sul decreto, ieri sera Giordano ha notato che nulla viene detto sui tempi degli sfratti, che sono occupazioni e molte di più. Sembra che ci sia una volontà politica di non affrontarli. Voi che dite? E ne parlo oggi in prima pagina del quotidiano La Verità. Effettivamente la burocrazia potrebbe avere sopravvento
sopravvento. Buongiorno Sammy, bravo, qualunque cosa si propone la Boldrini si offende o si indigna. E cosa facciamo noi? Avanti tutta. Ciao Stefano. Chiaramente vogliamo bene alla Boldrini, però sta menata ancora una volta, che la Boldrini ci deve fare ogni giorno che parliamo di qualche cosa, la Boldrini ci deve fare la predica. Dai, ancora telefonate 0292 94 7222. Pronto? Pronto? Buongiorno. No, sono però anch'io da Pezzetto Torinese. Scusi, per la tutela del personale sanitario, un'idea potrebbe essere quella di dotare i medici, eventualmente gli infermieri, di un taser. Sono in grado di maneggiarlo, sono in grado di contrastare eventuali difficoltà del colpito, quindi il taser ai pronti soccorso potrebbe essere una parte della soluzione. Buon lavoro. Grazie. Guarda, ne parliamo proprio tra 5 minuti di questo, perché tra pochi minuti avremo ospite la senatrice della Lega Elena Murelli e parleremo proprio di provvedimenti a tutela del personale sanitario. Potrebbe essere un'idea il taser. Prendiamo al volo un'altra chiamata se c'è. Pronto? Non c'è? E allora direi che tra pochissimo ci fermiamo, e intanto vi dico che a pagina 7 di Libero si dice che il Carroccio riorganizza i dipartimenti, avvicendamenti, nuovi dipartimenti, un rimescolamento dei compiti nella Lega. Queste le decisioni rese note oggi da Matteo Salvini, che negli scorsi giorni aveva nominato 2 nuovi vice segretari, Alberto Stefani e Claudio Durigon. Una mossa, quella della riorganizzazione dei dipartimenti, sempre coordinati da Armando Siri, che lo stesso leader ha spiegato servirà per gestire al meglio le prossime sfide, per cogliere la vittoria anche nelle politiche 2027. Complessivamente i dipartimenti salgono a 31 rispetto a 29 precedenti, con alcuni nomi importanti in uscita e altri in ingresso. L'attuale presidente della Camera Lorenzo Fontana non sarà più responsabile del Dipartimento Esteri, al suo posto deputato Paolo Formentini. Al lavoro Claudio Durigon lascia il posto a Tiziana Nisini. Anche Giulia Bongiorno, avvocato di Salvini a Palermo, lascia il posto all'ex sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone. Idem il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, che lascia la sicurezza all'ex sindacalista di polizia Gianni Tonelli. All'ambiente arriva Vincenzo Pepe al posto di Vanni Agava. Tra le novità c'è lo spacchettamento del Dipartimento Agricoltura, Giorgio Bergesio, e Turismo, Gianmarco Centinaio. Giorgia Latini guiderà invece il neonato Dipartimento alla Cultura. E qui ci fermiamo, c'è la canzone indipendente e poi il Qui Parlamento. Di stile e stiletto, la disarmante voce della semplicità, in una visione soggettiva e femminile della realtà, con disincanto, crudezza, dolcezza e poesia. Le Armelline della Pesca, con Luisella Pescatori, detta La Pesca, ogni mercoledì alle ore 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Una canzone che fa con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu mi hai fatto innamorare. Giro per strada, notte fonda, schivo i ricordi a una rotonda, prendo il respiro e arriva l'onda, destra a sinistra, Alberto tomba, troppa gente a una festa di pensieri, tempesta che se tiri una moneta di sicuro esce testa. Giornata storta, ma buona la torta, tu dritta al cuore, tac, come la orta, io con l'istinto di cadere, come la pioggia e i birilli, ma mi chiedi di ballare, Carlucci Milli. Con un bacio piccolissimo, cortina, con le labbra tue di zucchero, Marina, con un bacio piccolissimo, ogni mattina, e tu mi hai fatto innamorare. C'è una canzone che fa, c'è una canzone che fa. Altro giro, altra corsa, più al buio, maggiore l'orsa, rischio come investire in borsa, salto come collare in corsa, il mio istinto da gestire, col guinzaglio corto, tu che ti scrivi cosa dire quando chiami un posto, poi parliamo di noi,
Ridi quando dico non voglio fare il fotografo, ho un obiettivo, mi guardi fissa con quegli occhi come arma da taglio. Non posso scendere o salire come Aldo Baglio. Con un bacio piccolissimo, cortina, con le labbra tue di zucchero, Maria, con un bacio piccolissimo, ogni mattina. ma tu mi hai fatto innamorare. C'è una canzone che fa, quindi vado a Londra e mi godo la vita. Canto in strada da Bolì, stavo da poco. Mi distrae questo rumore, voglio di più. Con uno sguardo mi hai già scelto, ci fu. Quindi vado a Londra e mi godo la vita. Canto in strada da Bolì, stavo da poco. Mi distrae questo rumore, voglio di più. Non voglio espormi Robertino. Pensaci tu, dai. Con un bacio piccolissimo, cortina, con le labbra tue di zucchero, Maria, con un bacio piccolissimo, ogni mattina. tu mi hai fatto innamorare. C'è una canzone che fa, Tu mi hai fatto innamorare. una canzone che fa, Innamorare. una canzone che fa. Qui Parlamento. Bellissimo, tornare indietro nel tempo, un piede nel passato, ma lo sguardo sul presente e sul futuro musicale. Tu mi hai fatto innamorare con Robertino, la sua voce originale, insieme a Nartico, un rapper di oggi, per i 60 anni della storica Con un bacio piccolissimo. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà, canali 252, Radio DAB e tutti i social. A quest'ora ci colleghiamo con il Parlamento. Grazie per essere con noi, la senatrice della Lega Elena Murelli. Buongiorno. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Un piacere sempre essere con voi. Piacerissimo, tutto nostro. Stiamo parlando di decreto sicurezza, stiamo parlando di questa svolta su molte argomentazioni con l'ok della Camera, l'ok anche alla proposta leghista sulla castrazione chimica per le violenze sessuali. Abbiamo visto tante polemiche anche su questo fronte, ma soprattutto l'idea è quella di aumentare il livello di sicurezza nelle strade, nei mezzi di trasporto, così come nelle strutture ospedaliere, al centro negli ultimi tempi di odiosi episodi di violenza contro medici e infermieri, praticamente ogni giorno. E allora ti chiedo, Elena, che cosa sta pensando di fare il governo? Quali provvedimenti si stanno pensando a tutela del personale sanitario? Pochi minuti fa un ascoltatore diceva, si potrebbe proporre addirittura l'utilizzo del taser da parte di questo personale sanitario, un po' eccessivo, ma cosa bolle in pentola su questo fronte? Elena Murelli. Purtroppo c'è stata un'escalation, come hai detto tu, di aggressioni. L'episodio più eclatante è quello stato di Foggia, dove 40 persone hanno assalito i medici per purtroppo il decesso di una ragazza a fronte di un'operazione chirurgica. E dopo quella se ne registrano, come dicevi tu, ogni giorno. Nel decreto sicurezza non siamo riusciti ad inserire nulla per il personale sanitario, ma ci ha aperto invece al Senato, dove sono io, il decreto omnibus. Infatti come Lega abbiamo presentato 2 emendamenti, uno per l'arresto in flagranza differita e l'altro invece del senatore Potenti, dove lui ha anche una proposta di legge Lega, sull'inserimento proprio di una votazione della polizia all'interno degli ospedali, cosa che qualcuno ha già adottato. Per esempio in Calabria negli ospedali hanno mandato l'esercito, in altri presidi qualcuno ha già mandato la polizia, il prefetto ha già mandato la polizia. Ecco, questi sono solo alcuni degli esempi delle possibili soluzioni. Anche il ministro Schillaci ha proposto anche il filtro agli ingressi, l'utilizzo delle telecamere. Sicuramente sono degli strumenti, ma quello che c'è di importante è sicuramente il cambiamento culturale, perché non comporta solo un'aggressione verso il personale sanitario, lo vediamo anche sugli insegnanti, lo vediamo anche per strada. Purtroppo non c'è più rispetto della persona, non c'è più rispetto della vita umana, non c'è più neanche la pazienza purtroppo di aspettare in questo caso all'ospedale la visita. Molto tempo i tempi sono lunghi, ma sicuramente il rispetto della persona, del personale è importante.
Quello su cui vogliamo concentrarci è appunto questo arresto in flagranza differita, cioè che consiste nell'arresto dell'autore del resto a 48 ore dall'episodio, se in possesso naturalmente di foto, di video, di testimonianze. Ecco perché è importante inserire anche le telecamere. Questa è sicuramente una misura che vorremmo andare ad approvare. Se non è possibile nel decreto omnibus, il governo ci deve dare il parere sui nostri emendamenti. Se non è possibile nel decreto omnibus, aspettiamo sicuramente un decreto del governo dove c'è questa norma che va direttamente a migliorare la situazione del personale sanitario. Questo non basta perché naturalmente il personale sanitario, il numero non è sufficiente per poter andare a sfruttare queste che sono le prestazioni sanitarie. Ecco perché in legge di bilancio si prevede un piano triennale di assunzione per gli operatori sanitari. E in più, quello che diceva l'altro giorno il ministro Schillaci, che è venuto in audizione proprio da noi in Commissione Sanità, è quello di andare a sistemare il contratto per renderlo un po' più attraente rispetto anche sia alle strutture private sia e soprattutto anche alle offerte che i nostri medici e infermieri ricevono da strutture estere. Questo perché naturalmente il sistema va aggiornato, i giovani non ritrovano più attraente nemmeno la carriera all'interno dell'ospedale e quindi preferiscono invece andare all'estero perché i turni sono attaccanti e naturalmente gli stipendi sono bassi. Queste sono tutte considerazioni che il ministro Schillaci ha fatto l'altro giorno in commissione, su cui naturalmente abbiamo fatto delle riflessioni, delle domande. Ci sarà poi successivamente un'altra seduta dove il ministro verrà a rispondere, dialogare con noi su quello che sarà il futuro appunto dei contratti del personale sanitario e delle strutture stesse. Però la cosa importante che adesso appunto ci chiede la situazione di questa escalation dell'aggressione nelle strutture sanitarie è proprio prendere delle misure come appunto l'inserimento di telecamere e l'arresto in flagranza differita. Quindi avete sentito, signori, si sta lavorando al Senato proprio su questo fronte e naturalmente l'appello che possiamo fare ai cittadini è che i pazienti facciano i pazienti, anche se a volte certamente le cose non possono andare come vorremmo tutti quanti noi, ma la colpa non è certamente del personale che fa il proprio lavoro. Senatrice Elena Murelli, come al solito, grazie per questa importantissima informazione. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a te, Sammy. Siamo tornati in onda con il Buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. La possibilità che avete voi, cari ascoltatori vicini e lontani, di entrare in onda senza filtri né censura, chiamando 0292947222 oppure inviando un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. È caduta la linea certamente con la senatrice, ma adesso riapriamo nuovamente la linea per i nostri radioascoltatori, mentre ricordiamo a pagina 19 il quotidiano Il Giornale ci ricorda quello che abbiamo letto ieri in diretta, il messaggio di Marina Berlusconi chiude il teatrino di Repubblica e ti immagini se Repubblica chiude il teatrino, scrive la presidente Fininvest su Meloni e Tajani, ricostruzioni del tutto infondate. La figlia di Berlusconi, descrivete persino pensieri che non ho mai avuto, e Pier Silvio al TG5, tutti i fondamentali di Mediaset in crescita. Siamo in attesa che la regia ci tolga questo fastidioso rumore della linea saltata. A quanto pare ci sono problemi in regia questa mattina. Chiediamo naturalmente se c'è la possibilità di togliere. Attendiamo ancora un po'.
Parlamento. Pare che ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti a togliere questo fastidioso tut che arrivava dalla telefonata caduta. Ci scusiamo con i nostri radioascoltatori, sono cose che possono capitare ma non devono capitare. Qui riapriamo le linee 0292947222. Abbiamo ancora l'opportunità di entrare in onda senza filtri né censura per chi ci ascolta in diretta 0292947222 o tramite WhatsApp 340 6709 659. Senza filtri né censura vuol dire che potete dire quello che volete su qualunque argomento, certamente anche su Calenda. Calenda ha rotto l'equidistanza tra i poli, la scelta della sinistra non fa per me. L'intervista, certo, subito sotto Marina Berlusconi, a pagina, che pagina è? Pagina 6 del quotidiano Il Giornale. La deputata Mara Carfagna, che ha lasciato Azione, si chiede: dove andrò? Prenderò le mie decisioni per rafforzare il centro. E chissà di quale centro parla la Carfagna. Chiaramente siamo tutti qui ad aspettare e l'accogliamo a braccia aperte. Dove vorrà andare? 0292947222. Chi vuole Mara Carfagna? Chi c'è in linea? Pronto? Salvini, sì, Salvini. Grazie, è un complimento, è un complimento. Ecco, sì, comunque. Che fine ha fatto prima di tutto Cesare Carnelli? Oh, il Carnelli ci ha lasciato nel senso buono, si è trovato un altro lavoro e con grande dispiacere l'abbiamo dovuto salutare, però sta bene, vi manda tutti quanti a salutare, ma il nostro storico regista. Lo vedi. Comunque, cosa ti avevo detto 15 giorni fa, avevo chiamato per dirti che Marina Berlusconi è la badante politica di Tajani? Ti avevo detto questo. E per Silvio Berlusconi dovrebbe vergognarsi per le sue trasmissioni su Mediaset. A parte questo, sul processo Salvini, che è scandaloso, dovrebbero andare a Barcellona a sindacato dei portuali per sapere cosa dissero su Oscar Camps, perché chi ha fatto come si chiama, per denunciare Salvini è stato Leoluco Orlando, Lega Ambiente, Creius, Oscar Camps e 6 immigrati, va bene? Questo è, io me la ricordo, ho visto anche i video, me li ho ancora fissati in testa, va bene? Quanto a Marina Berlusconi lasciamo perdere, non lo so se lì c'è anche l'estetica, comunque va bene, ciao. Grazie. Beh, sicuramente qualcosa accadrà su questo fronte, il fatto che Marina Berlusconi sia intervenuta scrivendo a Repubblica dopo che parecchie illazioni si erano sparse, insomma, dopo che il fratello Pier Silvio aveva dato più spazio al Partito Democratico e ce ne siamo accorti sulle reti Mediaset. Che cosa bolle in pentola? Dopo che comunque Tajani, l'arabo, ha protestato più volte sulle scelte della Lega all'interno di questo governo, scelte peraltro condivise da Forza Italia. Che cosa bolle in pentola? Dopo che Draghi fa le sue apparizioni di qua e di là, apparizioni, sparizioni, che cosa bolle in pentola? 0292947222. Pronto? Pronto? Sono Angelo di Parre, Bergamo, Valle Seriana. Io chiamavo in merito a tutti quelli che vanno nei pronti soccorsi e vanno in ospedale a buttare per aria tutto, soprattutto giù a Foggia nel meridione, senza avere come meridionali. Per me tanti sono che vogliono tenere i medici, perché hanno sempre fatto e continuano a farlo, a protestare contro minacciare i medici per avere poi i certificati per la pensione di invalidità, di cui
a cominciare dai sindacati e tutto, no? Quando vanno in pensione vanno anche in invalidità. E poi ci sono, io glielo posso assicurare perché ho fatto il volontario, sottolineo volontario della Croce Rossa, quando mi chiamavano in modo di portarli con l'ambulanza, barellati, gente che stava benissimo per portarli dentro in una clinica, no, col lettino dentro, quando erano dentro quei dottori poi si mettevano d'accordo loro e gli facevano il certificato di invalidità. E loro protestano questi perché non riescono più, perché i medici insomma sono anche responsabili. Grazie. Qualcuno voleva la secessione, certo, forma esagerata, utopistica, certo, ma ci sono modi di pensare diversi a volte, in zone diverse d'Italia. Poi chiaramente l'educazione è al primo posto in questo campo, ma insomma modi di vivere, modus vivendi differenti da nord a sud. Ciò non significa che al nord non succedano queste cose, e soprattutto quando c'è la morte, davanti alla morte di un parente, è chiaro, tutti quanti noi restiamo sgomenti, pensiamo se si poteva fare qualcosa di più in ambito sanitario, ma mai ci verrebbe in mente di menare l'inserviente, l'infermiere che ti dà questa notizia. 0292947222, il più veloce entra in onda. Abbiamo ancora 10 minuti per parlare in diretta e senza filtro con Sammy Varin, poi arriverà Liberamente con Giovanni Sallusti e subito dopo, oggi è giovedì, il Bamba della settimana con Vittorio Feltri. Ma a voi la voce, pronto? Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Voilà. Io telefonavo per una domanda, volevo chiedere a Matteo Salvini in primis, ma se serve anche a qualche deputato della Lega che dovesse essere in ascolto, che fine ha fatto quella proposta di legge a firma Matteo Salvini che doveva paragonare, equiparare, meglio dire, l'antisionismo con l'antisemitismo, perché è una legge che mi interessa direttamente. Io mi vanto di essere antisionista, ma non sono antisemita. E quindi volevo dire che fine ha fatto, perché mentre lui vagheggiava questa proposta di legge alquanto illiberale, la magistratura si occupava di lui, e questa volta in maniera seria. Inoltre volevo dire, la Lega appoggia Israele in tutti i modi, in una cosa veramente encomiabile. Però mi domando come mai, a fronte di tutto questo amore per Israele, i giornalisti ebrei italiani appena possono sputano sulla Lega e attaccano la Lega. Facciamo alcuni nomi? Mettiamo Paolo Mieli in primis, poi mettiamo anche il signor David Parenzo, Alan Friedman, e poi Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica, Roberto Saleano, Furio Colombo, e poi abbiamo ancora Corrado Augias, abbiamo ancora Emanuele Fiano, Federico Fubini del Corriere della Sera, tutti giornalisti ebrei che appena possono sputano sulla Lega. Dato che voi siete servi di Israele, almeno fatevi rispettare come servi, il minimo sindacale chiedo, non fatevi sputare addosso ogni volta da questa gente che dovrebbe esservi estremamente grata per quello che fate. Grazie caro, ti sei dimenticato Gad Lerner, che salutiamo e abbiamo visto passeggiare tante volte sul sacro prato di Pontida. Beh, ognuno ha i suoi pensieri e se li tiene, ci mancherebbe. 0292947222, il Papa, ci siamo dimenticati del Papa. Che cosa ha detto questa volta? Oh mamma mia, se l'è presa con i gay, se l'è presa con noi che non vogliamo continuino ad arrivare immigrati irregolari? No, questa volta il Papa su Medjugorje, esperienze spirituali. Dovrebbero arrivare oggi le indicazioni del Dicastero per la dottrina della fede, dovrebbe arrivare cautela sul fatto che siano sovrannaturali queste esperienze spirituali, ormai li chiamano così, a Medjugorje. Non apparizioni, ma segni di azione scritto minuscolo, dello Spirito Santo.
Ci sono WhatsApp, se arrivano al volo li leggo. 340 6709 659 per chi vuole commentare anche tramite messaggino. 340 6709 659. Poi lo sapete, io torno in onda alle 12:40, alle 13, avremo modo di leggere tutti quanti i messaggi nel caso non fossero stati evasi. Vediamo se nel frattempo c'è un'altra telefonata. Pronto? Non c'è? E allora proseguiamo dritti filati ancora con qualche quotidiano oggi in edicola e naturalmente con qualche prima pagina. Nel frattempo è arrivata la telefonata. Pronto? Pronto? Uela. Volevo Ciao. dire, Salvini fa ancora il donatore di sangue? Come no? Certo, mette su Facebook ogni volta che va a donare. Perché? E perché non lo dite per radio? Non le dite mai queste cose. E poi volevo pregare il Presidente della Repubblica di interessarsi di questo processo, perché questo è un processo che sembra quello della colonna infame. Non so se lei la conosce, la colonna infame, la storia della colonna infame. Bravo. È una cosa terribile, quello fu proprio un supplizio per il barbiere, come si chiamava, che appunto era stato condannato perché lui strisciava contro le pareti, insomma una cosa atroce, perché fu lasciata anche, è stata costruita anche una colonna in Piazza Duomo a ricordo di questa tragedia, e questa mi sembra la stessa scena. Quindi volevo pregare il Presidente della Repubblica di intervenire per favore, se no anche lui fa brutta figura davanti a un processo così assurdo, così, che si meriterebbe il premio Salvini, altro che storie. Poi 4-5 anni aspettare, ma cosa devono cercare questi giudici, santo Dio. Grazie, buongiorno. Grazie a te, buongiorno. E Salvini ha annunciato che non si arrenderà, come hanno fatto altri, davanti alla pesantezza di questo processo. Certo, è il Presidente della Repubblica, sì, magari i magistrati su cui comanda potrebbero avere qualche cosa da dire, e poi sì, si dona sangue ogni 3 mesi, mi pare. Matteo Salvini puntualmente mette su Facebook la sua donazione di sangue. Siamo tutti donatori di sangue, anche il sottoscritto Sammy Varin lo è. Il problema è che il mio sangue non lo vogliono più, che cavolo, rifiutano il sangue di Sammy Varin perché a quanto pare è troppo grasso. Non capisco veramente, non volete il sangue un po' grasso? Ah, quanta pazienza! Ancora, è più veloce, entra in diretta, dai, 0292947222, mentre Avvenire scrive Beirut nel terrore, secondo attacco israeliano, fatti esplodere walkie-talkie e pannelli solari. Chiaramente siamo tutti qui a cercare di capire come abbiano fatto. Altri morti e feriti. L'ONU condanna l'uso di oggetti civili come armi e finisca l'occupazione dei territori. Poi, sempre su Avvenire in prima pagina, l'allarme, i principi attivi fuori controllo, droghe più pesanti, SOS, dipendenze. Chissà se si ricorda anche quello che sta facendo questo governo. In centropagina Meloni ottimista, cresciamo, industriali, no al Green Deal. La Premier vede Draghi e concorda sul freno alla transizione ecologica. C'è ancora una telefonata in attesa? Sentiamo, pronto? Non ce l'abbiamo. E allora proseguiamo ancora per una manciata di minuti con la nostra rassegna stampa. E chi manca nell'elenco testate che quotidianamente andiamo a controllare? Vediamo il quotidiano Il Tempo. L'apertura del Tempo di quest'oggi è per la strana coppia, se ne sono accorti anche i colleghi. Dopo la vicepresidenza, vertice tra Meloni e Draghi. Nasce il patto per l'Italia, dal debito comune alla riforma dell'Unione. A Confindustria promette cambieremo il Green Deal, e Marina chiude il caso, o stima per Giorgia. La strana coppia è con Meloni e Draghi, sempre meglio del bacio
apparso in un murales tra Meloni e la von der Leyen, che ricorda molto quel bacio tra Salvini e Di Maio, che abbiamo ancora appeso, mi pare, nella vecchia sede di Radio Libertà, a qualche passo da qui. Signori, sì, siamo arrivati quasi alla fine, anzi direi quasi alla fine proprio. Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto, saluta voi che ci avete acceso in casa sul canale 252 del televisore. Ricordiamo a tutti quelli che hanno uno smart TV che potete anche vedere il canale Radio Libertà proprio collegando il vostro televisore ad internet attraverso wifi o con il cavo Ethernet. Salutiamo gli amici che ci hanno scoperto nell'autoradio, sulla banda DAB della vostra autoradio. Oltre all'FM c'è anche la banda DAB e il nostro segnale è perfetto in tutta Italia. Salutiamo chi ci segue sul sito radiolibertà.net, sul quale è possibile anche sbirciare le nostre ultime notizie, ma soprattutto abbonarvi alla nostra radio con un versamento di qualunque cifra, anche fossero soltanto 5 euro. Questo è possibile anche attraverso il conto corrente postale 37671294, lo ripeto, 37671294. Se vi piacciono le vostre trasmissioni, dovete aiutare Radio Libertà ad esistere. E a proposito di questo, vi rimando all'appuntamento di Pontida. Certo, il 6 di ottobre al grande evento targato Lega, prenotate il pullman contattando la sezione della Lega a voi più vicina. Chiaramente servirà anche per sostenere Matteo Salvini in questa battaglia che è anche la nostra battaglia. A Pontida, tra i tanti stand che ci saranno con i prodotti squisiti da tutte le regioni d'Italia, ci sarà anche lo stand di Radio Libertà. Quindi l'appuntamento con voi ascoltatori è proprio per domenica 6 ottobre a Pontida, in provincia di Bergamo, il grande ritrovo della Lega. Venite a fare lo stand di Radio Libertà, anche perché allo stand di Radio Libertà ci sarà il sottoscritto Sammy Varin, ci sarà lo storico gruppo di Radio Libertà con i nostri gadget già richiestissimi, gli orologi di Radio Libertà, i portachiavi di legno di Radio Libertà, roba buona, insieme naturalmente alle nostre magliette e ai nostri gadget. Con un grande saluto da Sammy Varin, io me ne vado, ma torno più tardi, intorno alle 12:40, perché è tutto un magna magna. Ciao! Avete ascoltato la rassegna stampa.